Appuntamenti in agenda per domenica 12 gennaio. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Al via dalle 9 la 18ª edizione della mezza maratona internazionale delle Due Perle, che si corre lungo la strada provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Come ogni domenica è aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra, allestito nelle sale della Curia Vescovile di Chiavari. L'orario delle visite è dalle 10 alle 12. Al Teatro Gustavo Modena di Genova va in scena Gracia, un omaggio musicale a Garcia Lorca con Anais Drago, Luca Falomi e Fausto Beccalossi. L'inizio dello spettacolo è alle 10:30. Alle 16 nella palestra dell'impianto sportivo San Martino a San Salvatore di Cogorno è in programma lo spettacolo per famiglie SOS Poesia con Anna Amelio e Carlotta Viganò. Si tratta di una performance in cui si uniscono la danza e l'acrobazia insieme alla sensibilità poetica. L'ingresso è libero. Al termine della celebrazione per l'apertura dell'anno santo al santuario di Nostra Signora della Guardia di Velva a Castiglione Chiavarese, intorno alle 17:30 il coro Incantarte si esibisce nel concerto Gaudete, dirige la professoressa Patrizia Merciari. Io cresco, tu cresci, noi cresciamo è il titolo dell'incontro che propongono le parrocchie di Santa Margherita Ligure, ritrovo alle 18 all'Auditorium di Santa Margherita, il relatore Don Marco Torre e i componenti del servizio di pastorale familiare diocesano. Appuntamenti in agenda per lunedì 13 gennaio. L'Associazione Culturale Media Lab organizza un incontro online sul tema Stop al programma di fact-checking sui social media. Evoluzione o rischio? Interverrà il giornalista Emanuele Capone. Si potrà partecipare attraverso la piattaforma Meet a partire dalle 13. Per i corsi di cultura, a partire dalle 16:15 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, la docente Silvana Rigobello terrà una lezione di storia sul tema Maria Bellonci, i segreti dei Gonzaga. Alle 20:30 riprende la stagione al Carlo Felice di Genova della Giovine Orchestra Genovese, con il 10° concerto in calendario. La serata vedrà come protagonista uno dei più celebri pianisti italiani del panorama internazionale, Andrea Lucchesini, impegnato in un programma di straordinaria raffinatezza che include opere di Luciano Berio, Franz Liszt e Frédéric Chopin.